Stamane si è svolta la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica. A Montecitorio la cerimonia di giuramento del nuovo Capo dello Stato. Ho scelto di non partecipare per tre sostanziali ragioni. La prima, quella del voto che ha caratterizzato l'elezione di questo Capo dello Stato, un voto controllato e controllabile, un voto paramafioso con indicazioni di punti e virgola, di on e di prof, utili soltanto alla riconoscibilità di quello che doveva essere un voto segreto, che invece è stato un voto controllato contro tutte le regole della democrazia. Il secondo elemento è che si tratta di un presidente figlio di un'operazione neocentralista dello Stato che punta davvero a cancellare le autonomie speciali e riportare tutto sul centralismo nazionale, statale e romano. Il terzo elemento perché si parla di un presidente che omette, di un presidente che nasconde, di un presidente che anche sulla Sardegna, e l'ho richiamato stamane, ha nascosto la verità sul Relano impoverito, nascondendo le ragioni del decesso di 2 militari sardi in Bosnia, di 2 militari che hanno perso la vita per leucemia fulminante. E il 27 settembre del 2000 l'allora ministro della difesa, oggi capo dello Stato, negò quelle esistenze. Ma alla luce anche del discorso fatto stamane a Montecitorio viene da confermare questa valutazione assolutamente negativa di questo insediamento, di questo settennato che si annuncia figlio del centralismo statale. Mattarella ha parlato più volte di unità nazionale, ma cosa significa unità nazionale se non vi è la capacità dello Stato di riequilibrare i divari, di cancellare i gap infrastrutturali, sociali, economici che caratterizzano appunto le diversità all'interno di questo paese? Se un capo dello Stato non parla della esigenza del riequilibrio tra regioni, tra infrastrutture, l'equilibrio sociale, se non vi è quella parola fondamentale, cioè la coesione del sistema nazionale, la coesione tra cittadini che non possono essere discriminati. E in Italia, se è 100 la base dell'indice infrastrutturale ferroviario, in Sardegna è solo 15. Se quello in Italia è di 100 per l'energia, in Sardegna è soltanto 35. Se in Italia le strade sono 100, in Sardegna sono 45, per arrivare a indici assolutamente drammatici sul piano economico-sociale. Tutto questo non può essere accettato. Abbiamo bisogno di un Presidente della Repubblica che si faccia garante delle diversità e che si faccia garante del riequilibrio. Tutto questo sino ad oggi non l'abbiamo sentito. Questo Capo dello Stato rischia di sostenere quella partita costituzionale che Renzi vuole portare a casa, cioè di nuovo centralismo che schiaccia le identità e i popoli. Questo noi non lo possiamo consentire, abbiamo il dovere di alzare forte e chiara la voce di una Sardegna libera, di una Sardegna che vuole scommettere sulle proprie energie e che non può trovare nello Stato un ostacolo, un limite al proprio futuro e al proprio sviluppo.